c'è sempre lo spirito dei padri fondatori. Io ero stato invitato a Verona con la consorte, il banco lo conoscevo solo per quello che si legge sui giornali. Contestualmente avevo preso uno spazio grande a Montegaldella che permette di fare operazioni di immagazzinaggio, è tutto libero, non ha strutture, non è impegnato, ha una viabilità comoda perché la A4 di Vicenza-Padova e la Vicenza-Valdastico, quindi è stato lanciato da Adele e dalla dirigenza questo SOS e mi sembrava che mi avessero letto nel pensiero, per cui ho detto caspita, qua c'è karma, e allora ho detto siamo qua, pronti all'appello. Poi chiaramente anche il banco ha bisogno della sua logistica. Fatalità, proprio questa mattina eravamo con diversi operatori con le maniche che si tirano sulle maniche a vedere le ultime cose da sistemare, prese per i muletti eccetera eccetera. Quindi, come ho detto ad Adele, ready steady go, siamo qui felici che un punto medio, come era stato chiesto, sia apparso all'orizzonte. Questa è la storia velocemente.